Colgo l'occasione di questa trasmissione per ringraziare invece Daniela Bernardi, che è stata vittima in queste settimane di una sorta di gogna mediatica, pur avendo esercitato la sua funzione di sindaco senza nulla far di male rispetto a tanti altri amministratori. Noi siamo, penso, una coalizione che ogni tanto le ciambelle non riescono col buco, però può succedere che ci sia qualche incidente di percorso, ma che la coalizione sia molto coesa. Detto questo, abbiamo anche un principio che noi vogliamo salvaguardare, quella è l'autodeterminazione dei territori. I territori devono essere anche in grado di eleggersi i loro amministratori facendo delle scelte consapevoli. Perché se avessimo voluto tentare di mantenere un'unità, è probabile che il sindaco Bernardi non avrebbe dovuto togliere le deleghe al nostro assessore, mi pare venerdì scorso. Quindi è lo stesso sindaco Bernardi che ci dà, una sorta di via libera per andare da qualche altra parte. O rinnovo il fatto che Fratelli d'Italia, per mantenere unita la coalizione, è disposta a trovare un candidato per percorrere tutti assieme. Io sono sempre per l'unità. Chi vive a Cividale, di conseguenza proprio, come diceva adesso Marco, determina quello che potrebbe essere un candidato adeguato al proprio comune, quindi noi seguiamo questo Però è naturale qua. che faccia un ciclo di 10 anni e non di 5, diciamo, la sindaca uscente, no? Ma allora, torno a ripetere, siccome io odio quelli che dicono le scelte calate dall'alto, non l'ho mai fatto in tanti anni che mi trovo a fare il segretario di Forza Italia, non ho mai condizionato le scelte dei miei territori. Se i responsabili del territorio vanno in una certa direzione, io comunque li seguo.